Il mio messaggio per la giornata di San Marco è che si accolga il suo Vangelo, che è una bella notizia sulla nostra umanità. È il Vangelo di Gesù che Marco ha voluto portare, di cui si custodisce la memoria, si custodiscono anche alcuni resti del suo corpo, ma soprattutto la memoria in una cattedrale, la Basilica di San Marco, che è un po' anche al cuore di tutta la nostra realtà veneta, e quindi da lui io raccoglierei proprio lo spunto per un cammino condiviso, anche un rinnovamento delle nostre realtà, direi su tutti i fronti, anche quella di carattere sociale, perché si sappia guardare alla condizione del nostro territorio con uno sguardo molto luminoso, che vuol dire saper cogliere quelli che sono i problemi, e ce ne sono, riguardano l'ambiente nel suo insieme, riguardano le imprese, sappiamo che c'è una crisi rispetto a uno sconvolgimento geopolitico generale, e tuttavia noi non dobbiamo perderci d'animo, perché San Marco ci indica la strada di una vita che guarda al bene sempre e in ogni circostanza, che può nascere solo da una condivisione, da una solidarietà. E in questo senso credo che la festa ci aiuti a vivere in una libertà che sia davvero autentica. È libertà autentica nella misura in cui è libertà per tutti.